Sindaco, parliamo di questo monumento, questa tomba a Grotticella qui in pieno centro della città. Sì, questa è una tomba che si trovava prima anticamente nella zona della Rupatenea, poi negli anni '20, quando iniziarono i lavori dell'ex ospedale psichiatrico, fu spostata, fu smontata e poi fu rimontata. È stata valorizzata, è stata pulita perché era stracolma sia di terriccio che di erba. Si può vedere da un lato il cerchiaggio che è stato realizzato proprio nel rimontaggio. Risale all'era del bronzo, però nei particolari poi voglio che sia la dottoressa Parello a descriverli. Dottoressa Parello, allora quanto è importante questa targa anche per il suo valore artistico e storico archeologico? Quando il sindaco ha chiesto al direttore del parco di contribuire appunto con questa targa a recuperare un monumento che era completamente in abbandono e in anonimato all'interno di questo giardino, il parco subito si è fatto promotore appunto di questa iniziativa che è importante perché serve a a lasciare una traccia di uno dei momenti forse meno conosciuti dalla comunità locale e non solo, quello della frequentazione dei luoghi su cui poi è nata Akragas, la città greca di Akragas, già a partire dall'età preistorica. Sono moltissime le tracce recuperate anche da uno studio importante fatto dalla dottoressa Gullina, anni abbastanza recenti, che raccontano la storia dell'insediamento umano appunto su questi luoghi a partire dal Neolitico. Questa traccia vuole appunto significare questo. Akragas non è solo la città greca, la più bella città dei mortali, ma ha un passato illustre che parte appunto dal Neolitico e che vede in questa piccola traccia il racconto di un momento che è quello appunto del bronzo antico. Ci saranno altre iniziative analoghe ad Agrigento, una città ricca di storie e di reperti dove magari anche per chi viene non lo sa saranno indicate delle indicazioni in merito? Sicuramente potrebbe essere un punto di partenza e un percorso in questo senso potrebbe essere concordato con la soprintendenza perché se ne è occupata soprattutto la soprintendenza negli anni passati attraverso la dottoressa Gulli e si potrebbe fare un ragionamento congiunto, parco, comune, soprintendenza e pensare ad un percorso che recuperi appunto le tracce di questo passato remoto rispetto al passato. Sempre con la collaborazione del sindaco, ovviamente dell'amministrazione comunale, parte attiva, integrante nella città. Sì, sicuramente noi come amministrazione comunale siamo rivolti a quello che Agrigento può offrire al turismo, ma può offrire anche a noi stessi. Questa è cultura, questa è la nostra storia e oggi è l'espressione di quello che io sto dicendo. Era un monumento abbandonato, pochi forse conoscevano l'esistenza, il valorizzare secondo me ha un'alta risonanza culturale.